E bentrovati a tutti e siamo qui con un'altra edizione di Qui Europa, voi Friuli e questa volta siamo un pochino più vicino a casa, ovvero a Monaco con Matteo Andretta. Ciao Matteo, Ciao, ciao a tutti. cosa ti porta nella bella Monaco? Beh, allora, in realtà la nostra famiglia è storicamente legata a Monaco. Già il bisnonno era qua a Monaco, appunto, per motivi di lavoro e niente, già siamo presenti sul territorio già da 3 generazioni. Quello che a me personalmente mi ha portato a Monaco inizialmente è stato lo studio, perché quando frequentavo l'Università di Trieste ho avuto la possibilità di studiare qua tramite una borsa di studio, un programma Erasmus, di studiare qua a Monaco. Sono stato un anno qua a Monaco e questo mi ha portato veramente a innamorarmi di questa città e quindi mi è presa la voglia di rimanere poi a Monaco, ecco, è la città, a parte il fatto che è molto vicino a casa, quindi difficilmente si può sentire la mancanza di casa perché in 4 ore e mezza, 5 ore, così si può essere a casa, ecco, o si può essere in Friuli. E, e poi la città, insomma, è molto italiana, no? Mm. Quindi culturalmente anche non è molto distante dai nostri usi e costumi regionali, ecco. I bavaresi sono, scusate, i tedeschi più simili a noi. Non sono, sono diciamo, sono quella parte della Germania che sono anche un po' più calorosi, sanno sicuramente divertirsi perché hanno una festa per ogni scusa. E se è inverno ci sono i mercatini di Natale, se è primavera c'è la festa di primavera e poi c'è l'Oktoberfest e questo e quell'altro, quindi sicuramente escono da quello stereotipo di tedesco freddo e noioso che magari tanti hanno in testa. Ecco, è un posto molto divertente, pieno di cultura, pieno di musica, pieno di feste, pieno di lavoro anche. Ecco. E invece che come stai esprimendo il tuo continuativo legame con la tua terra di origine? Il Fogolar l'ho rifondato personalmente. Cioè, il Fogolar era stato chiuso, il primo Fogolar di Monaco era stato chiuso ormai 20 anni fa. Un Fogolar comunque molto, molto importante che si ritrovava addirittura in un'osteria che si chiamava Osteria Friulana, no? E che tuttora esiste. In ogni caso, quel vecchio Fogolar era stato chiuso per svariati motivi una ventina di anni fa e quando io sono arrivato a Monaco, per cui 8 anni fa più o meno, ho iniziato inizialmente a sentire solo via messaggi, così gli altri friulani presenti a Monaco o comunque in Baviera. E poi abbiamo deciso di rendere un po' più seria la nostra posizione, quindi di ufficializzare a tutti gli effetti il nostro Fogolar di Baviera e da allora abbiamo poi continuato a organizzare incontri, semplici incontri anche per una cena, così come anche incontri culturali e abbiamo organizzato una rappresentazione teatrale in lingua friulana appunto con questa compagnia di corno di Rosazzo che si chiama El Tendon, che oltretutto consiglio perché sono bravissimi e se si ha la possibilità di andarli a vedere sono semplicemente unici, ecco. Ecco, queste qua sono state, ah sì, durante il Covid avevamo organizzato, che ha avuto anche molto successo, una raccolta fondi per donare poi appunto questa raccolta fondi all'ospedale di Udine per la informatizzazione delle cartelle cliniche. Quella Ah. volta siamo riusciti a racimolare sui 4.500 euro e non solo noi come Fogolar, ma coinvolgendo anche
i parenti, amici, e tantissime donazioni sono arrivate anche dal Friuli stesso, cioè dal Friuli hanno donato al Fogolar di Baviera, e poi il Fogolar di Baviera ha mandato questi soldi all'ospedale di Udine. Programmi ne discuteremo al prossimo incontro, ecco. Un'ultima domanda prima di lasciarti andare. Le persone che possono essere interessate a mettersi in contatto con voi, dove possono trovarvi? Sì, allora i nostri contatti sono o per via email a fogolar.baviera@gmail.com, oppure tramite Facebook, iscrivendosi al nostro gruppo. Il gruppo si chiama Fogolar Furlan di Baviera. Perfetto. Grazie mille Matteo e insomma speriamo di vederci, chissà, il prossimo anno ormai per un bello Oktoberfest. Sicuro, presente. Grazie, ciao. Grazie, ciao.